Bentrovati a questo nuovo appuntamento con A voi la linea. La politica prenda decisioni serie e chi di competenza mandi nelle città più forze dell'ordine anziché puntare sui cittadini. Sentinella, così si esprime Raffaele Padrone, dirigente sindacale della Polizia di Stato dopo la rissa a Udine, costata la vita a Scimpei. Tominaga. Un'altra grande decisione che deve prendere la politica è quella di far arrivare nella nostra regione più forze dell'ordine. A Udine sono andate via 8 persone, ne arrivano altre 5, sono sotto di altre 20, di organico di 20 persone, Pordenone siamo sotto di oltre 100 persone, quindi Gorizia forse ne risultano un po' di più sulla carta perché hanno chiuso le frontiere, adesso con la riapertura delle frontiere, quindi aggregazioni, quindi persone che a Trieste magari arrivano perché c'è un problema di confine di Stato, quando vediamo che con 2 pattuglie devono confinare 54 km di confine, quindi è irrisoria e fa sorridere per chi conosce questa materia quanta sicurezza possa garantire una pattuglia della polizia mista, così chiamata, su un territorio così vasto. Quindi il governo deve anche, io mi rivolgo alla politica, ma non al governatore del Friuli Venezia Giulia, non al sindaco in sé per sé, non al consigliere comunale, ma alla politica che fa le leggi. Le leggi devono essere inesprite verso queste persone e c'è poco da dire inespriamo le leggi oppure la giustizia adesso deve fare il suo corso. Ma quale corso se la legge è quella? Sono mai arrivati a una sparatoria? Bene, io sì, i colleghi anche. Quindi quando noi dobbiamo intervenire su una rissa, come in questo caso, non abbiamo dei protocolli di intervento ben precisi. Finiamo in tribunale, l'abbiamo visto. Noi piangiamo dei colleghi che non ci sono più, noi piangiamo un collega che da poco si è salvato a Milano per un accoltellamento, però ancora non si capisce che bisogna fare delle leggi ben precise. Le chiedo perché in Friuli Venezia Giulia, terra sicura, terra ridente, terra ricca, siamo arrivati a questi livelli di insicurezza e di criminalità. Tra altre cose uno non è neanche più libero di girare tranquillo o magari fare un'osservazione a una persona che si becca un pugno in faccia e di lì a qualche giorno muore. Ma innanzitutto perché, come in questo caso, gente che viene da fuori provincia, da fuori regione in questo caso, proprio perché il Friuli Venezia Giulia è sempre stata una terra di confine, ma è sempre stata una regione tranquilla, dove tutti chiamavano isola felice. Lei ricorda tante frasi, siamo in un'isola felice. Non è più così. Non è più così perché è cambiata la comunità, è cambiato lo stato sociale delle persone. Vediamo che oggi come oggi sono aumentate le violenze sessuali, un reato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ci danno l'8% in più dei reati commessi addirittura da minori su violenze verso le donne. Ma quando mai in Friuli Venezia Giulia si sentiva parlare di violenza sessuale? Oggi c'è questo, ma devo anche dire una cosa, potrei essere accusato di razzismo. Guardiamo chi commette questi reati. Questi reati sono commessi ultimamente da persone che con l'Italia non hanno niente a che fare. Significa che non ci sono neanche delle leggi opportune, sì, ma sono persone in attesa di permesso di soggiorno. Benissimo, allora il governo cosa deve fare? Deve promulgare delle leggi in cui i tempi di attesa per l'espulsione o per il trattenimento nel nostro territorio nazionale siano più veloci. Devono costruire degli hub, non in Albania, perché in Albania finiremo di fare i tassisti, la polizia li prende qua, li porta in Albania, una volta identificati va a prendere in Albania per riportarli qui. Ma ci facciamo ridere o cosa? Quindi quello che bisogna fare è veramente mettere mano innanzitutto a delle leggi speciali da dare in mano ai poliziotti e agli uomini delle forze dell'ordine, ma devono esserci delle leggi ben precise. Perché se continuiamo a dire speriamo che l'autorità giudiziaria adesso faccia il suo corso, il giudice non è che si inventa l'arresto, non è che si inventa applica le leggi che ci sono. Applica le leggi che ci sono. E se sono troppo tenui, ovviamente qualcuno ci sguazza sopra, lei dice. Certo, e va a finire che magari qualcuno sarà anche liberato entro le 48 ore. Lo vediamo, i nostri arresti a volte durano meno di 48 ore.
se non vengono fatti di venerdì, quando il sabato non si fanno le direttissime. Quindi di cosa parliamo? Io quando sento parlamentari che parlano di sicurezza in questi termini, dico questa è l'Italia, ahimè. 2 premi per le tesi di laurea ed una menzione speciale nel nome di Domenico Tranquilli, fondatore dell'IRES del Friuli Venezia Giulia.